Ben ritrovati ad una nuova puntata del Notice di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme agli appuntamenti in calendario per i prossimi giorni. La Proloco di Sernaglia della Battaglia vi aspetta numerosi alla Festa della Zucca, che si svolgerà il 26 e il 27 ottobre. Avrete così la possibilità di degustare i famosi cappellacci, ma anche tante altre specialità naturalmente a base di zucca. E poi ancora zucca fritta, crespelle, zucca in saor, dolci vari e molto altro. La festa è gemellata con la Sagra della Zucca di San Carlo in provincia di Ferrara. Per saperne di più sulla manifestazione visitate il sito www.prolocosernaglia.it. Vi segnalo il nuovo libro di Renato Vettorato, Donne Serenissime, volti e storie del terzo millennio. Presentazione ufficiale venerdì 25 ottobre al BHR Hotel a Quinto di Treviso. L'istronico Gastro Paparazzo questa volta rende omaggio alle grandi donne del nord-est, ciascuna delle quali portatrice di una storia di successo in uno specifico settore professionale. Ne esce una galleria di 100 profili immortalati da uno scatto, dietro al quale c'è una diversa storia di vita. Le emozioni protagoniste del nuovo ciclo di laboratori Emozionarti. La collezione Peggy Guggenheim a Venezia presenta un nuovo calendario di attività destinate ai soci della Family Card, declinato in 6 originali appuntamenti fino a maggio 2020. Un coinvolgente ciclo di incontri per i bambini e i loro genitori. Per saperne di più contattate direttamente il Museo Guggenheim. Nel 2006 la ginnasta Vanessa Ferrari vinse l'oro mondiale. Ben 8 delle 14 gare previste furono vinte da atleti cinesi, tutte di Vanessa Ferrari invece le 3 medaglie italiane. Oro nel concorso individuale, infatti fu la prima ginnasta azzurra a vincere il titolo mondiale, e bronzo nel corpo libero e nelle parallele asimmetriche. Un uomo è vecchio solo quando i rimpianti in lui superano i sogni. Joe Barrymore. Badia Polesine è un borgo fluviale in provincia di Rovigo adagiato sulle rive dell'Adige. Il fiume nel passato rappresentava una via di comunicazione strategica verso Verona e verso il mare. Il nome antico di questo comune era semplicemente l'Abbadia, con riferimento alla nota abbazia benedettina attorno alla quale il paese si era sviluppato. Bene, dal Notice di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.